Pioggia di soldi per Agrigento, per Lampedusa e Linosa, per Porto Empedocle, ma non soltanto. La conferenza regionale autonomie locali in tandem con l'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso, su delega del presidente della regione Nello Musumeci, ha dato parere positivo alla ripartizione delle somme tra enti locali dell'isola. Per i comuni siciliani in generale sono in arrivo 500 milioni di euro. Ci sarà uno snellimento delle procedure e un'accelerazione nell'erogazione delle somme. Questo consentirà agli enti di avere certezza sulle risorse che verranno trasferite e potranno evitare il ricorso alle anticipazioni di cassa e garantire il rispetto delle scadenze per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci preventivi. 6 milioni andranno alle isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare, oltre 5 milioni agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario tra il 2011 e il 2018, 2 milioni a Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle per fronteggiare le difficoltà legate all'immigrazione. 5 milioni quale rimborso spese del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, 1 milione a testa per l'aeroporto di Comiso, per il centro storico di Agrigento e Ragusa, mentre 1,5 milioni per quello di Siracusa, 2 milioni e 300 mila euro tra i comuni colpiti dagli alluvioni tra il 2009 e il 2015, 5 milioni agli enti che fanno bene la differenziata e che hanno raggiunto la soglia del 65%, 5 milioni alle comunità alloggio per disabili psichici, 1 milione ai comuni con bandiera blu e bandiera verde, un altro milione a chi ha ottenuto un riconoscimento di Borgo più bello d'Italia o Borgo dei Borghi. Altri 16 milioni saranno ripartiti in base alla popolazione. Per quanto riguarda le 3 città metropolitane e i 6 liberi consorzi di comuni, gli uffici del Dipartimento regionale delle autonomie locali, guidati dal dirigente generale Margherita Rizza, stanno per emettere il pagamento per circa 112 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 30 milioni di euro per investimenti, sempre attraverso i fondi del programma di azione e coesione.